Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. La regione siciliana e Invitalia hanno firmato una convenzione per la realizzazione di 3 nuovi ospedali a Palermo, il polo di eccellenza pediatrico, il nuovo policlinico e l'ospedale Palermo Nord, polo oncoematologico. Questi progetti del valore di 747,7 milioni di euro fanno parte dell'accordo fra Stato e Regione sui fondi ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miciche, ha deciso di azzerare la giunta comunale assumendo personalmente tutte le deleghe degli assessori. Decisione utile alla prosecuzione del programma di governo, il commento del primo cittadino. Mistero sulla morte di una donna a Sant'Agata di Militello nel Messinese. Le prime informazioni parlavano di un malore accusato dalla vittima dopo aver mangiato del sushi. Una nota del legale della famiglia ha però smentito questa ipotesi. L'autopsia stabilirà la causa del decesso. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trapani il 64enne Ernesto Favara di Marinella di Selinunte, accusato di aver ucciso a coltellate la moglie Maria Matuzzo il 24 dicembre del 2022. L'omicidio sarebbe avvenuto nella casa della coppia. E chiudiamo con il meteo. La giornata di domani in Sicilia sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi in gran parte della regione, possibili piogge deboli sul litorale tirrenico. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.